Amici bellini, eccoci qua, il tempo stringe, sgocciola. Benvenuto Vincenzo Di Mauro e vi prego di ascoltare attentamente tutto questo intervento che ieri ho potuto fare a Canale 8. Voglio, Canale 8, 800 mi piace, metteteli subito e i nuovi si iscrivessero al canale, perché mi è riuscito, sai quando ti riesce proprio bene, mi è riuscito di dire tutto quello che avevo in mente e sono riuscito a contestualizzare quello che doveva essere il video di ieri, un video senza tempo, un regalo a parte che voi avete apprezzato e vi ringrazio tantissimo, ma alla fine l'abbiamo contestualizzato nell'ambito di un cinema, di un teatrino, di una sceneggiatura che sembra già scritta, ma alla fine dell'intervento poi dopo facciamo una chiusura, quindi non perdetevi nulla, godetevi e ringrazio sempre l'ottimo Silvermele che mi ha concesso questo spazio. Via! È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. 18 e quasi 49 minuti di questo pomeriggio sera del giovedì, gradirei un buon caffè napoletano, anche se in terra americana, che ospita sempre i nostri colori che si distinguono per qualità e per ottime intenzioni. E so che Valerio è a disposizione. Amico mio. Anche se in tazza grande, non fa niente. Ti piace quello lungo? No, il contenuto è sempre nostro, perché altrimenti si rischia di fare il caffè all'inglese, no? Alla londinese, no. Mai. Allora, mi ero proposto, ho detto, vediamo un po' il risveglio della Napoli d'America com'è stato. Quanto forte anche il ricorso agli scongiuri in vista di Napoli-Verona, perché qui c'è la sensazione. Ti ricordi quando parlavamo del Far West? Siamo in pieno Far West, eh? Non so se hai visto, hai seguito. Ho seguito tutto il seguibile e la mia reazione onestamente è stata: io questa mattina parlo di cinema, io ho contattato il tuo collega, il bravo giornalista Guido Gentile, e gli ho chiesto di farmi un parallelo tra il calcio e il cinema, insomma dove è stato utilizzato il calcio nel cinema, come, eccetera eccetera, e credevo di uscirmene da queste polemiche. Io ce l'ho comunque, l'ho scritto anche e ti è anche piaciuto l'accostamento. Sì. Il problema è quello, è che io cercavo di uscirmene, ma alla fine se tutto questo è studiato a tavolino, se come tu citavi prima il wrestling che è una sceneggiatura, se è vero come è vero che Amazon Prime, che fa dei bellissimi documentari sul calcio, ha fatto il Manchester City, il Tottenham, e l'anno prossimo sai qual è la squadra? No, non mi dire... Sì, Silver. L'anno prossimo esce il documentario All or Nothing, tutto o niente, sulla Juventus. Quindi vuol dire che questa stagione le telecamere di Amazon Prime sono state all'interno dello spogliatoio per tutto il tempo. Caspita. Ora capisci che se noi vogliamo fare gli scongiuri, vogliamo pensare abbiamo tutto nelle nostre mani, eccetera, eccetera. Va benissimo, figuriamoci. Però, dato che il cinema e il calcio non è mai stato epico in Italia, ma lo è stato in America, in Inghilterra, pensa com'è epico una squadra disastrata, un allenatore giovane che viene criticato, improvvisamente però portano 2 trofei a casa e quando tutto sembrava disperato... Grande partita del Verona, incredibile, il Verona che riesce a battere, il Bologna segna anche un gol, ma la Juventus è più forte. E gli eroi alla fine trionfano. Sipario. Sei andato oltre il mio fuga per la vittoria, pensa te. Hai capito? Ti ricordi? Con il radiocronista che alzava il volume per gli effetti del pubblico. Come no. Rivedi un po', cioè... Tutto il circo è così, eh? Purtroppo sì. Ti saluta Gianfra Leon Parziale, scrive: saluti a Valerio, un grande, io ho paura domenica. Stelvio Carucci ritorna sulle designazioni arbitrali. Romano Dalla Monta: temo che il Verona domenica con il Napoli farà la partita della vita, forse c'è un premio speciale. Hanno trovato, scrive Giancarlo Isola, un nuovo modo di imbrogliare anche con il VAR. Purtroppo questo protocollo VAR è tutta un'interpretazione lasciata al buon senso degli arbitri di turno. Al telefono, vediamo chi c'è. Pronto? Buonasera, Silvio, sono Renato Ciano, ex driver di Trotto. Ah, caro Renato, ben trovato, ciao. Non ci facciamo mancare niente. È vero.
Io la disturbo per avere il suo parere sugli allenatori. Sì. Io dico, perché non si tenta di tornare con Sarri a questa diavola di squadra. Io non so perché De Laurentiis non cede. Secondo te Sarri verrebbe? Ho i miei dubbi, sai Renato, mi permetto di darti del tu e ti prego di darmi del tu invece. Sì, va bene. Secondo me... A parte che io sì. ho 81 anni, figurati. Benissimo. Non lo so, Valerio, tu che pensi? Io credo di no. No, difficile, ha fatto tutto. Ma lui non ha mica qualcosa di importante per... Non so se c'è una richiesta da qualche altra parte. Io Comunque credo che in ritornando agli- Inghilterra Sarri è molto apprezzato e qualche panchina si sta liberando. Difatti, e lo penso anch'io. Poi per quello che riguarda Spalletti, per carità, Spalletti ha disintegrato Totti nel morale e questo non va bene. Lui fa la prima donna, ma il pubblico, se osanna Totti, tu devi essere contento, no? L'ha distrutto. Poi per quello che riguarda gli altri allenatori, a me piacerebbe molto Juric, però non so se è nei papabili per il Napoli. Sai cosa penso? Che Juric forse andrà al Torino e il modulo di Juric, che è un po' un problema, cioè proviamo a ragionare in maniera laica, come dice Tony Iavarone. Sì. Alla fine conta il modulo. Tu qui hai impostato il lavoro e le scelte di mercato su un determinato modulo che è molto lontano dal 3-5-2. Io ora penso che De Laurentiis sicuramente farà la sua scelta, troverà il suo allenatore, ma non andrà a stravolgere il lavoro, per me ottimo, che è stato fatto nella costruzione della squadra. Valerio, che pensi? Ti aggiungo un dettaglio: oltre al modulo, il Verona è la squadra più fallosa d'Italia, il Napoli è la squadra meno fallosa d'Italia. Bravo. È vero. Quindi vuol dire che c'è proprio un concetto di calcio diverso, che è fatto di uno contro uno, di uomo contro uomo. Non siamo così, bisognerebbe rifondare completamente la mentalità di questa squadra. Volevo chiedere, Silvano, secondo te Allegri sarebbe adatto per il Napoli? Negli States, voglio la risposta che arrivi dagli States. Allegri per il Napoli. Guarda, io tutto quello che è esperienza e persone, allenatori che hanno vinto, io li voglio vedere sulla panchina del Napoli, cioè non posso essere contrario a prescindere, come non sono contrario a prescindere nemmeno a Spalletti, per la verità, perché comunque è uno che ha fatto tanti campi, conosce l'Europa ed è importante. Il personaggio Allegri non mi ha fatto impazzire in passato, va visto in una dimensione diversa da quella della Juventus, fece bene a Cagliari, col Milan non c'è male, però forse è abituato un po' troppo ai campioni. Allegri ha il suggeritore personale che sarebbe Galeone, lui segue Galeone lo ha sempre indirizzato secondo me tutte le partite che ha allenato, tutte le squadre allenate da Allegri, c'è sempre lo zampino di Galeone, perché Galeone è mica uno leggero, perché è uno che sa di calcio, è un gran personaggio Galeone, grande, io penso che lui gli ha aiutato sempre. Comunque io vi ringrazio a tutte e due, siete interessanti come per le cose che vi esponete, e speriamo che il Napoli trovi un allenatore all'altezza della situazione, perché la squadra è abbastanza forte. La squadra è forte, secondo me. Vabbè. Speriamo bene. Renato, grazie. Silver, buona serata. Io ho paura solo del Verona. Ora ne parliamo e grazie di cuore, Renato. Ciao. Grazie a voi, grazie, buon lavoro, buona serata. Ciao, mi arriva in tempo reale, eccola, ho un amico che è tifoso del Milan, e Antonio Cipro, che saluto, mi scrive: Valeri, con 3 faccine che ridono. Secondo me è disperazione la sua, perché poi il Milan mi sa che non la spunta sto giro. Che dici? Tu dici, guarda, è bella sta doppia sfida, no? Perché vabbè, Mihajlovic ci ha preso sulla designazione di Valeri. Incredibile. Questo fa ridere anche questo. Secondo te l'Atalanta si impegnerà alla morte per blindare il secondo posto, oppure hanno dato così tanto e potrebbero anche subire il contraccolpo di un'altra finale persa davanti al
pubblico. Io cerco di non guardarlo proprio il Milan, perché tanto a pari punti siamo fuori noi, quindi non li guardo proprio. Io dovrò guardare Napoli-Verona e tenere lontano il cellulare durante la diretta, perché non voglio sapere cosa succede sugli altri campi, e spero che i giocatori del Napoli non lo vengano mai a sapere. Pasquale Iavarone scrive: fa la chiosa, ciao Silver, meglio o ciclismo. Hanno scritto in questi giorni tutti appassionati del tennis, appassionati del ciclismo, appassionati delle boccette, appassionati delle freccette, appassionati del biliardo, della stecca. Pensa un po', io non lo so, com'è l'eco proprio del calcio italiano che rimbalza lì negli States, perché hai ascoltato i telecronisti inglesi che scoppiavano di risate commentando Juventus-Inter. Ne ho sentiti di inglesi, di spagnoli e anche di francesi, perché il mio canale per fortuna è seguito veramente in tutto il mondo, e quindi ricevo stimoli e spunti un po' da tutto il mondo, e tutto il mondo ha reagito in un certo modo. In America, lo sai, il calcio ancora deve esplodere come si deve, quindi forse hanno ragione loro, eh? Sì, hai capito? Cioè, se vedono noi hanno ragione loro. Ma vedi, il New York Times rimbalza la notizia che forse la FIFA era a favore della Superlega, ritornando al discorso della Superlega di cui abbiamo parlato molto spesso, e quindi capisci che come la vedi questa cosa qui, quando la UEFA è contro, però la FIFA era rimasta più morbida, se ti ricordi, con il suo comunicato, e poi è venuta meno, e quando viene meno la FIFA vengono meno certe squadre. Non è stato forse neanche il romanticismo dei tifosi inglesi. Insomma, Silver, io ho questa speranza di vincere questa partita, ma proprio spero, è così simbolico, è così importante. Non mi interessano i soldi della Champions, non mi interessa fare la Champions l'anno prossimo, perché tanto è per fare bella figura, non ha importanza, è simbolico, e il diavolo vince spesso, e spero che questa volta non lo faccia, altrimenti mi taglio i capelli. Ah, questa è una cosa... Quindi, l'ho detto in diretta, non lo volevo dire. Se il Napoli va in Champions League, mi taglio una bella ciocca di capelli in diretta. E allora spero di rivederti la prossima settimana qui in onda, in Linea Calcio, con una bella ciocca mancante di capelli. Me la conservo. Ok. Silver, io ti ringrazio tantissimo per lo spazio. Oltretutto oggi è una giornata dove hai un palinsesto fittissimo di persone straordinarie. Mi devi assolutamente salutare Guido Clemente di San Luca, che io stimo all'infinito, e prima o poi so che porterò sul canale con un'intervista. Ma devi, guarda, lui sarebbe contentissimo, quindi promuoverò questo tuo passaggio presso la corte di Guido Clemente di San Luca tra pochissimo. Intanto ti abbraccio, ciao Valerio, grazie. E buona giornata. Ciao. Buona giornata che da te più o meno inizia. Ciao, grazie. Grazie a Valerio Fluido Celentano, Caffè Napoli 1926, direttamente da New York. Allora, dall'America, Valerio Fluido Celentano, nel salutarci, dice: ti prego di salutarmi il mio idolo, Guido Clemente di San Luca. Spero un giorno di poterlo incontrare, di poterlo intervistare, così da presentarlo al mondo statunitense di marca napoletana. Eccolo là. Prof, come stai? Ma quale idolo è idolo? Io sono un povero Cristo di periferia, ma quale idolo? Ragazzi, l'umiltà di Guido Clemente, tra l'altro, sono troppo contento. Insomma, ci sono cose che bollono in pentola, nuove interviste che mi appresto a fare, ma lo spunto che vi ho dato in questo video è di campo, è di calcio, perché il Verona è effettivamente la squadra più fallosa d'Italia, è una delle squadre più fallose d'Europa, se vogliamo andare poi a scavare, e quindi mentre il Napoli è la meno fallosa, quindi due teorie proprio all'opposto, due atteggiamenti all'opposto, completamente in contrapposizione, e quindi il Napoli dovrà stare molto attento, perché il Verona è una di quelle squadre che ti può far giocare male. Allora tu non devi evitare troppo palleggio, probabilmente ricordate l'idea della... Mamma mia, i rumori di notte, ma proprio... Qui ricordate l'idea della verticalità con Lozano? Era un Napoli in grosse difficoltà, entrarono poi Osimhen e Mertens, ma non erano ancora in forma. Insomma, cerchiamo di buttarci alle spalle il passato, perché noi sì, un po' di cospirazioni, un po' di paura che sia tutto già organizzato e scritto, questa epica impresa che poi si conclude, non ci pensiamo più. Io vi voglio dire una cosa, e domani faremo approfondimento tattico, pre-gara, proprio vero e proprio. Il Napoli ha nelle sue corde fare una partita incredibile come ne ha fatte in passato, partita da goleada. Se il Napoli riesce a sbloccarla subito,
io divento fiducioso e ce la vedremo live, quindi vedrete le mie reazioni dal vivo. Se il Napoli invece non riesce a sbloccarla subito, ecco che bisogna mantenere la calma, essere pazienti e essere fiduciosi che prima o poi con i battitori che abbiamo lì davanti qualcosa può avvenire. Il Napoli è capace, e l'ha dimostrato quest'anno, di essere anche più forte, spesso, non sempre, di decisioni arbitrali che non ci hanno convinto. Quindi forza, decisi, fiduciosi, i ragazzi sentano il nostro affetto e la nostra fiducia, perché c'è da fare, c'è da completare questa impresa, e se non sarà, non fa niente, noi apprezzeremo l'impegno fino alla fine. Ho detto fino alla fine, Maronna, mi da New York, Valerio Fluido e tutto, non dovevo dire fino alla fine, però magari porta bene, che ne sa. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo,